Oggi su Fanner News calcio a 5 e calcio a 8. La Pisana tenta il colpaccio, a Viterbo è sfida alla capolista Active Network. Coppa DB, l'Acquedotto e Futsalisola scendono in campo per il mini girone. Il derby è sempre il derby, Atletico e Civitavecchia per i punti e per la gloria. Mr. Jeff, la carica dei top player per concretizzare i playoff. Hammers, sperare nel ritorno per ripetere la rimonta dello scorso anno. E per chiudere tutti gli highlights della Lega Calcio a 8. Prima contro seconda, a Maxa Campionato contro chi ha la speranza di riaprire i giochi, Active Network contro Pisana. A Viterbo la capolista di Gianluca Salvicchi ospita i biancorossi, cercando il nuovo allungo che taglierebbe le gambe a tutte le avversarie. In campo anche gli spagnoli che hanno contribuito alla striscia di 8 vittorie consecutive. Diciamo che è una partita importante, più per loro che per noi. Se loro vanno a 8 punti poi è difficile recuperare, però non è l'ultima, perché può succedere di tutto in questo campionato. Abbiamo già dimostrato che hanno recuperato già 5 punti in 2 giornate e quindi può succedere di tutto. La squadra di Beccatico di sicuro non scenderà in campo senza lottare, non c'è nulla da perdere, anzi in quel di Viterbo c'è solo qualcosa da guadagnare. Abbiamo tutte le carte in regola per andarsela a giocare di sapere. Siamo sicuri di noi, siamo sicuri che possiamo fare risultato. Vale dopo la vittoria per noi. Se arriva la sconfitta non è che molleremo, però ovviamente cambiano le situazioni, perché comunque arrivando a 8 punti sarebbe difficile, loro difficilmente perdono punti, quindi anche se il campionato è lungo può riservare tante sorprese. Il girone di Fapisana, l'Active Network che parla spagnolo serra le fila. Chi vincerà? Mentre la B, come da calendario, si prende il turno di riposo, va in scena il primo turno di Coppa di categoria. Sono 2 le laziali sulle 4 qualificate impegnate questo sabato sul campo. Il Futsalisola sarà impegnato tra le mura amiche contro l'altra favorita del mini girone Sporting Sala Marcianise. C'è la necessità di cancellare il KO contro la Lodigiani. Abbiamo lavorato con il preparatore atletico per prepararci al meglio in entrambi le cose. Sappiamo chi siamo, sappiamo la strada che dobbiamo fare sicuramente, non ci nascondiamo nella strada che adesso ci si è presentata davanti. L'Acquedotto, che cavalca uno dei momenti migliori da quando affronta la B, ha subito la sfida più difficile, la trasferta di Belvedere. Dobbiamo prendere i 3 punti per forza, perché andando a vincere là ci mettiamo già un bel pezzo di qualificazione per Final 8. Vai là e ti giochi subito la qualificazione, perché non andando a fare punti là poi diventa difficile. Il Nova Carlisport e Prato Rinaldo riposeranno. Per loro il debutto in Coppa è previsto per l'11 febbraio. Il derby è sempre il derby, soprattutto per chi vive per la salvezza e le poche vittorie. A Civitavecchia questa settimana non è come le altre, Atletico e Civitavecchia si affronteranno a viso aperto. È sempre una settimana particolare, perché comunque è una partita molto sentita, anzi forse è sentito troppo i giocatori, perché comunque sono giocatori che contano, stanno insieme la sera, prendono in giro per un anno fino al giro di ritorno. Si gioca all'esterno e le cose cambiano, e di molto, rispetto all'indoor del palazzetto. Da quando giochiamo al palazzetto è sicuramente una partita molto più spettacolare, perché quando giochiamo al campo dell'Atletico diventa un po' una partita un po' più contratta, un po' più nervosa dal punto di vista dell'agonismo. Civitavecchia e Atletico forse un giorno saranno una cosa sola, intanto sabato si giocano i 3 punti che durano un'annata intera. Si chiude nel migliore dei modi il girone di andata per il Mr. Jeff. Dopo i 2 stop rimediati con Professione Casa e Checco dello Scapicollo, i ragazzi di Mr. Ricci si rendono protagonisti di una prestazione maiuscola contro il Pizzabon Trastevere. 7-4 per i bianconeri che, trascinati dai 4 gol di un debordante Marazzina, forniscono una grande risposta sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista mentale, controllando agevolmente il tentativo del Pizzaboom di riaprire la partita. Ultimamente abbiamo sempre perso, no? Quindi magari è subentrata un po' di paura di vincere, ci siamo un attimo allarmati, anche perché qua basta poco, infatti in 3 minuti abbiamo preso 3 gol e ci siamo un attimo disuniti, poi fortunatamente siamo riusciti a fare 2 gol subito e poi loro, diciamo, si sono un attimo rassegnati. Il poker calato contro il Pizzaboom non interessa però a Marazzina.
che pensa prima ai compagni e al risultato della squadra. Io vengo qua per divertirmi, poi se segno bene, se vinciamo meglio e se riesco a far segnare qualche mio compagno sono ancora più contento. Ormai i tempi dei gol sono passati, però insomma fare gol fa sempre piacere. Il Mr. Jeff si presenta dunque al Giro di Boa con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L'anno scorso furono 23 i punti al termine delle prime 13 giornate e i 41 finali bastarono per agguantare l'ultima piazza valida per i playoff. Con la corta classifica di quest'anno è lecito pensare che la soglia di accesso ai playoff si aggiri intorno ai 40 punti. Per il Mr. Jeff potrebbe essere sufficiente quindi replicare il girone di andata, ma con questo Marazzina è doveroso provare a migliorarsi. Il girone d'andata della Serie A si è concluso e certamente gli Hammers a inizio campionato immaginavano tutt'altro scenario per l'occasione. Con 11 punti Pasquali e compagni occupano attualmente il 12° posto in classifica, il che vuol dire play out. Nell'ultima gara gli Hammers hanno perso per 6-2 contro il Football 8, ma nonostante fossero andati in vantaggio per 2-0 non sono stati in grado di mantenere il risultato, facendosi recuperare da De Angeli e compagni. Siamo andati in vantaggio 2-0. Stiamo facendo una bella partita, poi una distrazione, un fallo che pensava fosse mano, invece l'arbitro ha lasciato correre e abbiamo preso il gol del 2-1, il 2 pari, poi è andata come è andata, diciamo. In Coppa Italia Mellaro e il resto del team si troveranno di fronte il Pizzabun Trastevere, squadra che si impose in campionato sui rossazzurri per 2-1. Secondo Severini gli Hammers giocheranno le partite di Coppa con lo stesso impegno delle gare disputate in campionato. Ma credo che la Coppa Italia sia, penso, a pari livello al campionato, quindi affronteremo le stesse partite della Coppa Italia come affrontiamo quelle del campionato. Per ripetere lo strepitoso girone di ritorno che ha caratterizzato lo scorso campionato, gli Hammers dovranno certamente fare meglio. Come afferma Severini, la squadra ce la metterà tutta per risollevarsi e cercare di risalire la classifica. Riguardo al discorso play-out, ce la metteremo tutta per cercare di non retrocedere e comunque di non fare questi play-out. A cominciare dalla prossima partita contro l'Eurobet Palermo, gli Hammers devono assolutamente fare risultato per uscire dalla lotta per non retrocedere e rischiare quindi di abbandonare la Serie A. Non sono ammessi altri passi falsi, il girone di ritorno sta per iniziare. 23 gennaio 2014, benvenuti alla Stella Azzurra e la Serie A, 13ª giornata. Si affrontano oggi due squadre vicine in classifica, la Roma Calcio a 8 e il BMD Gianicolo. Attacco della Roma che dopo il vantaggio del BMD Gianicolo deve provare a rovesciare la partita. Seferi salta anche un terzo uomo, la mette dentro! Autorete, è già uno pari dopo 3 minuti il gol del pari, ma è un'autorete in realtà, probabilmente Mazzesi. Palla che arriva adesso dalle parti di Mirante, una finta ancora col sinistro, traversa. Prova in attacco BMD Gianicolo, fermato forse con un fallo, ma Pantaleoni si continua per il vantaggio, deviazione del portiere miracolosa. Palla che adesso arriva con Mirante, un numero, salta due avversari con una giocata e poi Mancino, vola Coletti. Palla lanciata verso Seferi che pezza al tiro, lo prova, fuori. Palla lunga verso Patarini, è solo, non ha compagni, poi col doppio passo salta due avversari, Mancino fuori. Mirante col destro, Mazzesi col sinistro, va Mazzesi fuori. Arriva quindi anche il triplice fischio dell'arbitro. Cala il sipario sulla 13ª giornata di Serie A. Ancora un po' di ruggine tra i giocatori. Finisce solo 1-1 da queste due squadre. Ci aspettavamo più gol. Bella partita tirata, abbastanza dura, come è giusto che sia. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro, alla fine forse un pareggio è il risultato più giusto. È stata una partita difficile perché loro erano intensi, duri, non ci lasciavano spazio. Noi eravamo orfani delle nostre due punte, quindi giocare senza centravanti è dura. Ci abbiamo provato, però ci è mancato il gol, abbiamo preso parecchi pali, tante occasioni da gol, però non abbiamo concluso. Secondo me alla fine potevamo meritare noi 3 punti, abbiamo avuto più occasioni. Loro hanno Seferi davanti che gli fa un po' la differenza, anche se abbiamo contenuto bene oggi. Come ho detto, abbiamo avuto occasioni, abbiamo preso un palo, una traversa, siamo sfortunati sul gol e niente, vabbè, comunque una bella partita. ...23 gennaio 2014, benvenuti al Jolly Club, è la
terza di ritorno, Serie A2, sotto una pioggia scrosciante. Si affrontano oggi AS Forti e Roma Internazionale. Calcio di punizione, vediamo il Forti, forse un tiro, no, un passaggio, probabilmente uno schema, va Barone e prende l'angolino basso, proprio Enrico Barone. 1-0 per AS Forti. Palla adesso verso l'out sinistro con Di Mangia che prova il tiro e trova la rete. Già 1 pari tra AS Forti e Roma Internazionale, la pareggiano gli arancioni. Sull'out di sinistra gestisce palla adesso e Roma Internazionale prova il tiro, Mugliap e para Sorrentino. Lodi adesso con un tunnel, poi prova il piazzato e vola Zera. L'AS Forti adesso serve Lodi, Cristian Lodi, una finta e col mancino. È 2-1, adesso ribalta la partita la AS Forti dopo il pareggio della Roma Internazionale. 2-1 di Lodi. Palla lanciata in aria, prova a girarsi adesso, deviazione, si alza un campanile Obragui, poi palla che arriva a Grobri e fa 2-2, la porta era rimasta sguarnita, adesso è pareggio Roma Internazionale. Passaggio adesso illuminante che lancia Lodi, è tu per tu col portiere, prova fuori. Palla che adesso arriva Obragui, non gliela riescono a levare, si destreggia sul bagnato, poi serve Di Mandia che col mancino fa 3-2 per la Roma Internazionale, la sua classica esultanza, voleva bucare la rete Di Mandia. Palla che adesso arriva Di Martino che in velocità salta un avversario, poi un rimpallo, Lodi, Cristian Lodi col destro, deviazione fuori. AS Forti adesso un lancione lungo, però spazza la difesa della Roma Internazionale, arriva anche il triplice fischio dell'arbitro Tichetti. Roma Internazionale vince per 3-2 contro la AS Forti, questa 12ª di Serie A2. Buonasera e benvenuti al Trullo, questa è la 12ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio A8, si affrontano oggi Pozzo 2008 e Virtus Lodigiani. Pozzo in difesa, attenzione che perde palla e si invola Mundula che salta anche il portiere e poi coglie l'esterno del palo. Pozzo che esce dalle posizioni difensive ma sbaglia ancora il disimpegno, c'è Serani, bomba di Serani che incrocia bene col destro, l'1-0 della Virtus Lodigiani. Fallo laterale Virtus Lodigiani. Con la palla giocata ancora sulla destra, si libera Tartaglia, incrocio dei pali. Pozzo in difficoltà in avvio, continua il possesso palla della Virtus Lodigiani. Con Tartaglia che gioca la palla indietro, controllata da Gianfelice che tenta il tiro, che sorprende Ferraro. Il terreno bagnato fa schizzare il pallone, il gol del raddoppio di Gianfelice. Siamo 2-0 per la Virtus Lodigiani. Il controllo di Mundula atterrato, è fallo, calcio di punizione. Di Curzio pronto alla battuta col sinistro, la piazza di Curzio sul secondo palo, ancora sorpreso Ferraro. 3-0 della Virtus Lodigiani che domina nel primo tempo. La reazione del Pozzo con l'azione in verticale, c'è Giovinazzo che tenta, gran parata di Bonifazi. Lodigiani che imposta l'azione da dietro, c'è il lancio lunghissimo a cercare Mundula, che è solo Mundula, la controlla e prende il palo. Il Pozzo che cerca di avanzare per accorciare le distanze ma perde ancora palla, avanza Zerbinati, carica il destro Zerbinati che batte Ferraro per il 4-0 della Virtus Lodigiani che probabilmente la chiude qui. Pozzo in grande difficoltà, fallo laterale per la Virtus Lodigiani. Si libera Mundula che incrocia alla grande, il gol del 5-0 di Mundula che segna dopo aver colto due legni. 5-0. Virtus che avanza incessantemente nella metà campo del Pozzo, 2 contro 1, troppo facile per Silvestri appoggiare dentro il 6-0 della Virtus Lodigiani. Il Pozzo 2008 non c'è più. Azione sulla sinistra, c'è Silvestri che è scalato, il cross dentro, il rimpallo Serani e da 2 passi Serani
mette dentro il 7-0 della Virtus Lodigiani, altro disastro difensivo del Pozzo. Più staccato, poi Pozzo che volenterosamente con orgoglio avanza con Leandri dalla media distanza, incrocia il gol della bandiera. Leandri non cambia la sostanza ma segna almeno l'1-7 del Pozzo. Ultime battute, con la palla fuori arriva il triplice fischio di Tichetti che termina. Pozzo Virtus Lodigiani ha vinto, la squadra in maglia rossa, la Virtus Lodigiani, per 7-1 nella 12ª giornata di Serie A2.